Buongiorno e benvenuti a 7 in punto, ben svegliati. Ospite questa mattina nella prima parte di 7 in punto Marco Marin, senatore di Forza Italia ma anche coordinatore regionale di Forza Italia. Buongiorno a tutti, sì esattamente, scheda giusta. Forza Italia che cosa rappresenta in questo momento in Veneto? Chi rappresenta e cosa rappresenta? Forza Italia è il grande partito dei moderati che tutti conoscono. È una grande avventura iniziata circa 20 anni fa e che adesso non torna alle origini, nel senso dei valori delle idee, ma non ci siamo mai mossi dai nostri valori, dalle nostre idee, perché siamo fermamente convinti delle nostre posizioni. Ritorniamo a chiamarci Forza Italia dopo quell'esperienza del Popolo della Libertà. Abbiamo deciso con un congresso straordinario di richiamarci Forza Italia, quindi siamo il territorio col nostro nome e il nostro simbolo, che tra le altre cose, da quello che emerge da tutte le indagini demoscopiche, piace molto agli italiani, ai nostri elettori, ripeto, al nostro popolo moderato. Forza Italia ha avuto in Veneto un po', come si dice, l'imprimatur, no? Di alcuni personaggi, però quando si parla di Forza Italia i nomi chiari ed evidenti non sono tantissimi: Bendinelli, Sernagiotto, Marco Marin e altri nomi eccellenti, non si è proprio capito se sono in Forza Italia o nel nuovo centrodestra, dove anche lì, sempre in Veneto, i nomi sembrano già più delineati, da Marino Zorzato a Barbara Degani e via. No, Forza Italia ha tantissimi nomi di primo piano, lei ne ha ricordati alcuni, ha ricordato dei consigli regionali, ma anche il gruppo consigliare regionale è formato da altre persone. Padrina sì, ma anche Mainardi a Rovigo, ma io le ricordo per esempio Renato Brunetta, che è un ministro veneziano, tra le altre cose, è conosciutissimo, capogruppo in questo momento alla Camera. Le ricordo Giancarlo Galan, presidente della Regione Veneto per 15 anni, già ministro. Le ricordo i nomi di parlamentari importanti come Elisabetta Casellati, Cinzia Bonfrisco, Giovanni Piccoli, Pier Antonio Zanettin, Lorena Milanato. Le ricordo due deputati famosi anche in coppia come avvocato, come Niccolò Ghedini e Piero Longo, quindi insomma i nomi sono tantissimi, sono gli amministratori, No, Forza Italia è ben delineata, è forte, è attrattiva, devo dire, prima di tutto per gli elettori, che è la cosa che ci interessa più, ma anche per gli amministratori e per la nostra base, perché è un partito vivo che è radicato sul territorio e che vuole far vincere quelli che sono i propri ideali, cattolici, liberali, riformisti allo stesso tempo. Qual è il rapporto con il nuovo centrodestra? Parlo sempre di una situazione qui in Veneto. Lavorerete insieme? Ci sono anche degli appuntamenti elettorali a breve scadenza? Guardi, ci sono delle elezioni amministrative che vengono e che arrivano. Per quello che riguardano le logiche nazionali, verranno decise ovviamente a livello nazionale. Certo che noi siamo il perno di qualsiasi alleanza moderata di centrodestra alternativa alla sinistra. Senza Forza Italia non ci sarebbe neanche la possibilità di competere con la sinistra, ma siccome Forza Italia invece, grazie al cielo, c'è, noi tutti coloro che sono alternativi alla sinistra condividono con noi ideali, valori, progetti. Naturalmente lei parlava di elezioni amministrative, non so, viene in mente per esempio si voterà a Padova, che è una grande città capoluogo, una città molto significativa, noi chiamiamo la capitale del Nord-Est. Poi nel 2015 ci sono anche le elezioni regionali. Poi ci sono le elezioni regionali, certo, noi abbiamo un'alleanza molto forte, anche rispetto alle amministrative con la Lega, che ormai va avanti da molti anni, quindi sicuramente abbiamo questi alleati storici, sicuramente ci sono nuove forze nel centrodestra. Chi è alternativo alla sinistra io credo che guardi a noi per costruire un'alleanza per portare a vincere il centrodestra. Ma come mai Forza Italia e il nuovo centrodestra si sono separati? Lo chiedo a lei, anche insomma, se si è detto tutto e il contrario di tutto. Qual è stato l'elemento? Poi proprio in queste ore, visto che lei è senatore, si parla di rimpasto, no? Per sostituire le figure di Forza Italia, che ovviamente al governo sono all'opposizione, ma anche perché probabilmente c'è qualche tensione anche all'interno del centro-sinistra. Insomma, Renzi, anche se continua a dire che va d'accordo con Letta, evidentemente da qualche parte sta spingendo. Quante cose. La prima cosa, mi permetto, Forza Italia non è al governo, noi siamo decisamente all'opposizione. Quando è stata presentata la legge di stabilità, noi abbiamo visto che non poteva essere la legge di stabilità che fa bene a questo Paese. Devo dire che l'hanno detto tutti, Confindustria, le categorie economiche, Confcommercio, tutti i sindacati, di cui con la CGIL io condivido poco, ma tutti hanno detto immediatamente che questa non è una legge di stabilità che dava sviluppo al Paese e neanche respiro al Paese. Respiro nel senso di dire pensiamo il minimo indispensabile.
ma soprattutto l'hanno detto gli italiani. Quindi noi siamo usciti dal governo, non siamo al governo. No, infatti dicevo, opposizione dovranno essere sostituiti perché siete usciti quando è nata la separazione. Il governo delle larghe intese naturalmente aveva due grandi pilastri, che sono il rispetto reciproco fra chi ne fa parte, fra le forze che ne fanno parte, che sono diverse. Ci eravamo presentati ovviamente alternativi agli elettori perché siamo fortemente alternativi, si è dimostrato, no? A partire dall'IMU. Noi siamo riusciti almeno a bloccare in questi mesi l'IMU, abbiamo questa grande soddisfazione che grazie al lavoro del Fu Popolo Libertà, oggi Forza Italia si è fermata all'IMU, abbiamo visto che così il merito proprio nostro, non c'erano dubbi già prima, ma si è visto adesso fra Tasi, Tari, IMU, mini IMU o la IUC, in particolare l'imposta unica comunale, diciamo, ecco, si è visto che il merito era proprio nostro. Grazie a noi siamo riusciti a dare un po' di risorse, di soldi in tasca agli italiani e a togliere almeno questa pressione fiscale. Quindi noi siamo usciti e siamo al governo. A me la parola rimpasto, tra altre cose, non ha mai appassionato perché mi sa tanto di vecchi giochi di politica e quindi sul rimpasto non so dirle nulla perché io guardo dall'opposizione, mi sarebbe piaciuto che il governo facesse qualcosa di utile per gli italiani, non ci vedo niente di utile. Del perché alcune persone hanno deciso di non venire in Forza Italia, ha fatto salvo che tutte le scelte, ognuno fa le scelte che ritiene opportuno, è una domanda che non può fare a me perché siccome io dubbi non ne ho mai avuti, io mi sono iscritto nella mia vita solo a un partito, solo a Forza Italia e quindi ho iniziato la mia esperienza politica in Forza Italia e ho sempre pensato di continuarla in Forza Italia. Visto che lei ha iniziato in Forza Italia e oggi prosegue in Forza Italia, forse all'epoca in cui si fece il PDL non era molto d'accordo o l'esperienza del PDL è stata un'esperienza che in quel momento andava fatta? No, io credo che in quel momento, se lei si ricorda, il Popolo della Libertà, se lei si ricorda, venne fatto anche per una necessità bipolare, diciamo. Io credo nel bipolarismo, cioè non vorrei e non voglio tornare indietro, io voglio che con la nuova legge elettorale che va fatta e che faremo presto, mi auguro naturalmente, con la nuova legge elettorale io credo che due debbano essere le caratteristiche che sono evidenti a tutti. La prima, bipolare, cioè io dico dove sto, cioè non è che prima mi candido, quindi prendo dei voti. Quindi o centrodestra o centrosinistra? Sì, ci siamo noi che siamo il centrodestra e c'è la sinistra alternativa, no? Insomma questo ormai è evidente a tutti, no? Perché mi pare che non rimanga molto. Anche no? se devo dire il governo delle larghe intese un po' di confusione l'ha fatta. Ma non è più un governo delle larghe intese, adesso è diventata anche numericamente, dal punto di vista adesso del governo delle piccole intese, ma detto non in modo offensivo, in modo un giudizio asettico, perché quando c'eravamo noi era la maggioranza del paese al governo. Oggi che non ci siamo più noi, la maggioranza del paese, gli elettori, gli italiani che hanno dato il voto alle forze politiche, sono minorità. Il governo è minoritario, non è più un governo di larghe intese. Perché a noi si somma la Lega, con cui ci eravamo prestati assieme facendo circa il 30%, ma Grillo ha fatto più del 20%, ma poi c'era la quota di SEL. E quindi in questo momento è un governo di minoranza. E come può stare al governo un governo di minoranza? La legge elettorale precedente, degli accordi, qualcuno ovviamente era stato candidato in forze diverse, ha fatto delle scelte diverse, quindi è un governo comunque è un governo di minoranza. Quindi un'ulteriore riprova che la legge elettorale è necessaria. La legge elettorale va fatta e secondo me le due caratteristiche che deve avere la legge elettorale sono il bipolarismo, quindi essere chiari, dire prima con chi sto, sapere chi ti governerà, chi farà il Presidente del Consiglio e soprattutto la sera sapere chi ha vinto. Cioè non aprire giochi di segreterie di partito di cui mi sembra che l'Italia oggettivamente non abbia bisogno. A proposito di legge elettorale, in Senato che cosa state facendo? Visto che appunto c'è Renzi che dà gli out di termini, una settimana, 10 giorni, poi sentiamo che adesso Letta in Messico, perché quando ritorna si parla di rimpasto, questa parola che lei non vuole sentire, ma anche di un Letta... Ho detto che non mi appassiona. Ecco, di un Letta 2, però voglio dire... Prima di qualsiasi nuove elezioni serve una legge elettorale, allora come se ne viene fuori? Se crolla il governo? Cioè, oppure ci sarà una larga intesa di tutte le forze che vi mettete in Parlamento a definire una legge elettorale, votarla e poi una volta che è legge dire ok, andiamo a casa tutti e ripartiamo? Noi siamo per ripartire per dare la parola agli italiani, la legge elettorale è ovvio che va fatta. Io sono in Parlamento alla prima legislatura e quindi sono lì da poco, ma detto questo è chiaro che gli italiani potrebbero dire non avete fatto la legge, adesso è obbligatoria la legge, perché se no con la sentenza della Corte Costituzionale è evidente che si va con quello che hanno detto loro, sì, si va ma con quello che dicono loro, se i partiti e la politica deve prendersi la responsabilità di fare una legge elettorale, adesso va fatta, quindi io so che Renzi è molto mediatico, voglio dire è molto bravo, fa molte battute.
il merito della legge elettorale è di tutti. Renzi state arriva già segretario del iniziando a Partito Democratico, scusi, arriva segretario del Partito Democratico in un momento in cui con questa sentenza della Corte inevitabilmente la legge va fatta. Quindi i partiti devono farla. Io penso anche un'altra cosa, che va scritta tutti insieme. Sarebbe un errore se uno dice io faccio, siccome sono il governo, sono maggioranza con i numeri parlamentari, ma sono minoranza nel paese, perché questo abbiamo detto che la matematica non è un'opinione, quindi 1 più 1 fa 2, grazie al cielo ancora. Possiamo discutere di tutto in politica, ma non dei numeri. Ecco, scriverla tutti insieme mi pare che sia un elemento su cui siete tutti d'accordo, tutte le forze politiche. Allora io mi chiedo, avete iniziato a scriverla? Sempre mi rivolgo al senatore in questo caso. È calendarizzata alla Camera, mi sembra il 27 gennaio, in commissione, quindi si è cominciato a ragionare. Ci sono dei modelli che sono stati proposti dalla forza politica di maggioranza relativa, il che mi sembra che sia corretto. Sul fatto di scriverla tutti insieme mi pare che ci sono posizioni diverse, devo dire la verità, cioè noi diciamo ci troviamo tutti e la scriviamo, perché le regole del gioco si scrivono tutti assieme, c'è qualcuno invece, qualcun altro che sostiene no, la maggioranza fa una proposta. E a me questo sembra sbagliato come percorso, a me sembra che sia giusto, il Movimento 5 Stelle partecipa al 20% dei voti nel paese, il 18, il 15, il 25, quello che sarà, voglio dire, ecco, è stato più del 20 alle ultime elezioni politiche, guai se non partecipasse a scrivere, cioè uno può dire non voglio partecipare, ma non credo che saranno, io penso che parteciperanno, mi auguro, anzi mi auguro anche loro perché rappresentano una fetta agli italiani, no? Quindi tutti, però non puoi dirgli no, tu non le scrivi. È calendarizzata il 27 gennaio alla Camera, dei modelli ormai si sta parlando, ognuno di noi dà le simpatie, io credo che bisogna trovare una sintesi. Lei da forzista si è detto no, che la rinata, chiamiamola così, Forza Italia, si è scritto, si è detto, guardava con benevolenza il Movimento 5 Stelle. Anche da quello che lei ci sta dicendo, insomma, si evince una certa simpatia, riconoscendo anche la legittimità di un 20% di voti acquisiti. Ci può essere uno spiraglio tra Movimento 5 Stelle e Forza Italia? Insomma, non era il Movimento 5 Stelle un accanito nemico di Silvio Berlusconi? No, sono due cose diverse. Io ho espresso, la forte simpatia io ce l'ho per Forza Italia, lo dico sinceramente e sto benissimo a casa mia. Io riconosco, siccome sono una persona misurata e moderata, riconosco che quando uno prende i voti tutti legittimamente siedono in Parlamento. Mi piacerebbe riconoscessero tutti questo. Le faccio un esempio. Silvio Berlusconi sedeva in Parlamento, mica perché aveva deciso io siedo in Parlamento, perché si è candidato e 10 milioni di italiani, anche non più tardi di 10 mesi fa, l'hanno votato. E più di 100 milioni di italiani nelle ultime elezioni, negli ultimi 20 anni di elezioni politiche, cioè il leader più votato in Italia. A me piacerebbe che, come io rispetto gli altri, quindi dico, il Movimento 5 Stelle prende i voti, siede in Parlamento, anche noi e il nostro Presidente fossimo tutti rispettati allo stesso identico modo. Dopodiché mi sento anche in competizione in parte con tutte le forze politiche e ritengo che alcuni nostri elettori hanno votato il Movimento 5 Stelle, secondo me esprimendo un voto di protesta. Io mi auguro a tutti questi italiani, prima delle elezioni politiche, se le ricordi in Veneto, mi sembra Confartigianato Veneto fece una dichiarazione dicendo voteremo, molti artigiani voteranno il Movimento 5 Stelle. Certo. Per noi fu un colpo nel senso, ci siamo anche chiesti, io mi ricordo, ne parlavamo, siamo andati a incontrare, diciamo, ma come può essere? Era un voto, ci hanno espresso un voto di protesta, di cambiamento. Ecco, io credo che adesso, vedendo le proposte che abbiamo fatto noi prima delle elezioni, vedendo come stiamo tenendo duro sulle nostre proposte, perché noi siamo usciti dal governo, perché non venivano rispettate, quando fai le larghe intese, un po' lo dici tu, un po' lo dici la tua forza politica, un po' lo dici le altre forze politiche, ma tutti devono essere rispettati. Noi abbiamo visto che le nostre proposte alla fine non coincidevano più con quelle degli altri. No? Io credo che chi ha votato il Movimento 5 Stelle, mi auguro, e che era un nostro elettore, mi auguro, come i nostri elettori che sono stati a casa alle ultime elezioni, perché purtroppo in Italia molti non hanno votato. Sì, c'è stato un altro. È vero che abbiamo perso dei voti, ma anche la sinistra ha perso molti voti. Naturalmente. Io credo che molti di quelli che hanno votato il Movimento 5 Stelle possano tornare a votare per noi, anche perché il nostro obiettivo è fare il 51%. È vero anche che però dovrebbe tornare il Parlamento a legiferare, che spesso viene delegata questa funzione al governo, penso al voto di fiducia, forse è questo a cui si riferiva prima, in questa collegialità di decisione. Sì, a me non piace molto così l'opzione del voto di fiducia e anche ultimamente quando si discute nelle commissioni e si chiedono le deleghe al governo io sono contrario. Perché credo che il Parlamento debba poter discutere e portare delle migliorie ai provvedimenti. Certo dico anche che chi governa deve poter governare.
quante volte il Presidente Berlusconi diceva io faccio Presidente del Consiglio ma devo chiedere agli altri. Cioè bisogna trovare il giusto equilibrio tra i poteri. Angelino Alfano, una delusione o comunque un'evoluzione di idee diverse? C'è chi addirittura dice che un domani, fatta la riforma elettorale, il nuovo centrodestra ritornerà appunto a casa di Forza Italia. Ci sarà di nuovo una sintesi? No, non sono nella testa di Angelino Alfano, quindi non posso rispondere per lui. Noi di Forza Italia stiamo cercando di... Ma Marco Marin, che idea ha di questo comportamento? Insomma, Alfano era il vostro segretario. Sì, essendo stato nostro segretario è un comportamento che è risultato eclatante. Io l'ho apprezzato fino a un certo punto molto, Angelino Alfano per il suo comportamento. Adesso sono due scelte diverse. Io mi auguro che loro stiano vicini ovviamente all'area di centrodestra, hanno anche scelto questo nome, però noi stiamo puntando in questo momento a fare il 51%, lavoriamo per Forza Italia, non ci preoccupiamo molto in questo momento di cosa fanno gli altri, facciamo la nostra strada e incontriamo tanta gente perché vogliamo ritornare ad avere quei livelli di consenso che ci sono stati precedentemente per noi, perché noi siamo coscienti di aver perso un po' di consenso, ma siamo anche coscienti che siamo gli unici che si battono per certi valori e certi ideali. Senta, la questione della Di Girolamo. Cosa si sta facendo? Come al solito una bufera mediatica? No, io le dico sinceramente non ho seguito la questione, quindi evito di esprimere pareri perché direi in ogni caso una parola perché in questo governo di largo piccolo inteso ogni tanto qualche ministro inciampa in qualche cosa, dalla Cancellieri, e allora uno si chiede effettivamente quanto siano azioni ad arte o quanto invece... Non ho seguito veramente, le ripeto, io quando parlo e metto la mia faccia mi assumo sempre responsabilità di quello che dico. Siccome non ho seguito la questione, torno a Roma domani e poi faremo un'altra intervista. Torniamo in Veneto, coordinatore di Forza Italia in Veneto. Quali sono le linee, qual è il suo ruolo, quale sarà la sua funzione? Sempre anche tornando a questi appuntamenti elettorali, so che lei adesso mi tirerà un'altra volta le orecchie, ma ci si chiede, il centro-sinistra sta facendo le primarie per il candidato a sindaco di Padova, il centrodestra sta studiando, in questo caso Forza Italia e Nuovo Centrodestra dovranno pure incontrarsi, lei dovrà pure incontrarsi, non lo so, col coordinatore del Nuovo Centrodestra, c'è qualche nome già sulla carta, visto che lei è stato anche uno dei candidati, no, a sindaco di Padova. Si figuri se i problemi sono incontrarsi, le ho detto prima, noi è chiaro che stiamo costruendo la nostra alleanza, abbiamo l'alleanza con la Lega e guardiamo a che è forte, salda, credo che non sia in discussione neanche per la Lega, ovviamente anzi sono certo di no, e guardiamo di creare questa grande alleanza alternativa alla sinistra, dove noi ovviamente non è che rivendichiamo il nostro ruolo, lo capiamo tutti, no? Siccome in politica contano i numeri, no? Un po' come nello sport, bisogna vincerla poi la gara, se non c'è dove c'è Forza Italia è l'alternativa alla sinistra, quindi problemi di questo tipo non ce ne sono. Cosa facciamo? Stiamo organizzandoci naturalmente anche noi, non sono più coordinatore, sono presidente del comitato perché abbiamo cambiato il nome e proprio in questi giorni insieme al presidente Berlusconi nomineremo i vicepresidenti, poi nomineremo dei responsabili sui territori, naturalmente sempre rispettando le diverse peculiarità dei territori. Per quello che riguarda le primarie invece le scelte e quindi affronteremo anche la scelta dei candidati. Sì, perché poi la piazza di Padova è una piazza abbastanza ambita, riuscirete questa volta a strappare questo potere del centro-sinistra, per carità, che c'è stata la parentesi di Giustina Destro, però insomma Palazzo Moroni è sempre in mano al centro-sinistra. Noi ce la metteremo tutta e sono certo che troveremo un candidato all'altezza per vincere questa sfida che è più... non solo possiamo giocarla, possiamo vincerla veramente anche perché adesso ormai ci sono tre poli e quindi c'è il polo di sinistra, il nostro polo di centrodestra e c'è il Movimento 5 Stelle come ricordavo prima, quindi si vince anche con percentuali inferiori di voti, quindi credo che la partita sia più che mai aperta. E per quanto riguarda le primarie, siccome non voglio, non solo non le tiro le orecchie, ma non voglio nascondermi dalle sue domande, me la ricordo e le rispondo. Io sono uno che le primarie le ha chieste. Le ho sempre chieste perché credo che il merito, ho fatto anche un po' di sport nella mia vita, sono cosciente che il merito è importante e credevo che le primarie, e uso il verbo imperfetto non a caso, che le primarie fossero il modo migliore per selezionare i candidati. Oggi Poi, invece? Le ho viste, io dico che vanno studiate bene, cioè, le primarie all'americana sono una cosa, le primarie del PD che sono state, mi permette di dirlo, dico col massimo rispetto di tutte le persone che sono andate a votare e anche i dirigenti del PD, ma voi stessi giornalisti l'avete definita una guerra per bande. Non le ultime magari dove il vincitore era scontato, io parlo prima delle elezioni, la lotta Bersani-Renzi. E si è visto, ha lasciato molti morti sul terreno,
perché la conseguenza delle primarie e il risultato di Bersani sono stati la conseguenza per cui non sono riusciti a fare il governo. Sono stati gli italiani, grazie al cielo, che non gli hanno dato i voti, però quando dovevano eleggere il Presidente della Repubblica avevano i numeri. Prodi è stato, mi scusi il termine, impallinato da 101 franchi tiratori. Franco Marini il giorno prima è stato impallinato da loro, da lotte di corrente. Se le primarie devono diventare una lotta di corrente, per cui invece di diventare un elemento che uniscono, diventano un elemento che dividono, non mi piacciono. Se le primarie hanno delle regole certe, come le fanno in America, strutturate, allora a me piace. Voi già vi siete divisi, quindi non potrete che riunirvi. No, ma noi come divisi? Siamo Forza Italia, come facciamo a dividerci? No, Forza Italia è il nuovo centrodestra, diceva. No, ma noi siamo il perno di un'alleanza di centrodestra, le ripeto ancora una volta, ma è così. Quindi noi abbiamo l'alleanza con la Lega, vediamo se il nuovo centrodestra vuole venire nell'area di centrodestra, sicuramente, ma anche l'UDC. Tutte le persone che sono alternative alla sinistra, e credo poi nelle elezioni amministrative conta particolarmente questa cosa, perché essendo un metodo elettorale molto chiaro e molto netto, chi è alternativo diretto alla sinistra verrà con noi. Senta, un'ultima cosa. E sceglieremo il candidato naturalmente insieme. Ecco, e allora verrà a dirci chi sarà il candidato appena lo avrete scelto. Quando sarà sicuramente. Un'ultima cosa, Promesso. La sua esperienza come senatore? No, un'esperienza importante perché è il Senato della Repubblica, quindi è un ramo del Parlamento, è una soddisfazione personale quando arrivi, ma anche una grande responsabilità perché rappresenti il tuo territorio laddove si prendono le decisioni. E devo dire che le dico sinceramente che alcune cose vanno cambiate. Io quando adesso le persone, la gente si sente un po' lontana da noi, dico che alcune cose inevitabilmente vanno cambiate. Lei ha visto alcune votazioni che sono successe in questi giorni dall'emendamento sulle slot machine. Votato contro, per dirle. Tanto, faccio degli esempi che non ci sono piaciuti, no? Certo. Di maggioranza. L'emendamento delle slot machine, il Salva Roma, gli affitti d'ora, cioè arriva un decreto, arriva una proposta, arriva qualcosa che devi votare in un certo modo, poi dentro si infila tutto, diventa un omnibus. Queste cose personalmente non mi sono piaciute, però il ruolo è importante, di responsabilità e va sviluppato al meglio. Quindi c'è margine d'azione? C'è margine d'azione sicuramente, certo, per impegnarsi. Non abbiamo più tempo a disposizione, ringrazio il senatore Marco Marin. Subito dopo la pubblicità un altro ospite, ma continueremo a parlare di politica. Grazie. Grazie, arrivederci.